Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di News Sicilia. In apertura oltre 1000 articoli contraffatti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Catania durante un controllo effettuato nello storico mercato di Piazza Carlo Alberto. Sui banchi di vendita diversi orologi contraffatti come Rolex venduti fino a 200 euro. Pagando un corrispettivo ulteriore era possibile richiedere addirittura dei sigilli di garanzia. Madre e figlia sono state azzannate da un pitbull al culmine di una lite condominiale con una vicina bagheria nel Palermitano. Sembra che il cane si sia innervosito sentendo le urla e avrebbe così aggredito le due donne portate poi d'urgenza in ospedale. La più giovane, incinta, rischia di perdere il bambino. Svuotano completamente un appartamento, creano una discarica abusiva di rifiuti e appiccano un incendio distruttivo. È successo ad Alcamo nel Trapanese, nei guai sono finiti padre e figlio che sono stati incastrati dalle telecamere. Tra i materiali bruciati c'erano parti di mobilio, infissi, serramenti, materiali d'arredo, lampadari, porte, avvolgibili con serrande in plastica e barattoli di vernice. Denunciato un'anziana a Catania che, infastidito dai piccioni, gli avrebbe sparato con una carabina a piombini dal balcone di casa. I vicini spaventati lo avrebbero visto seduto con l'arma in mano e avrebbero allertato la polizia. Le armi legalmente detenute sono state sequestrate. In conclusione, il pacemaker più piccolo del mondo è stato impiantato in Sicilia ed esattamente al Policlinico di Palermo. Su due pazienti, un uomo e una donna, il dispositivo, comparabile in dimensioni a una compressa di vitamine, è stato inserito direttamente nella cavità cardiaca attraverso la vena femorale. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento alle 19:30. Buona giornata!